calcio, il campionato di promozione. Domenica prossima si gioca Aragona, San Giovanni Gemini. Seguiamo prima un video promo dell'Aragona e poi un'intervista al direttore sportivo del Gemini, Mimmo Agosta. È sempre un sogno dare un senso a tutto. Come dicevi tu, Tony, il futuro è nelle mani dei più piccoli. Il campo sportivo è importante perché li distrae dalle cose brutte e gli fa condividere una passione, un sogno. Ma io di pallone non ne capisco niente. Lo dicevi pure tu. Però come dicevi tu, so parlare e arrivare dritto al cuore. E quando si tratta di coinvolgere più persone possibili, con poco, sono capace. Questa volta accolgo l'invito del Presidente, invitarvi al campo sportivo di Aragona, al Toto Russo, domenica 7 dicembre, per questa gara, questo big match tra Aragona e San Giovanni Gemini. Vi aspetto, grazie. Più che una sfida è una promessa. Aragona nel cuore. Sì, devo ringraziare il mister e tutti i ragazzi per aver dimostrato ancora oggi di essere una grande squadra e di aver dimostrato che con il gruppo, con la caparbietà, diciamo, con il sacrificio che mettono in ogni allenamento siamo riusciti a portare a casa un'altra vittoria, un'altra importante partita. E questo ci dà morale, ci dà la giusta carica per ricominciare da martedì e pensare alla prossima, perché noi insomma cerchiamo di pensare domenica dopo domenica. Adesso una domanda forse un po' più scomoda, visto anche il ruolo sul mercato. Si sa che quando si parla di queste categorie dicembre è sempre uno dei mesi più infuocati da questo punto di vista. Abbiamo già visto che l'operato sul mercato è iniziato con un grande botto come Raimondo Lucera, che oggi ha appunto fatto già vedere quelle che sono le sue qualità come un'importante doppietta. Questo è più una ciliegina su una torta di una squadra già ben composta, oppure solamente parte integrante di un progetto che continuerà a crescere anche con nuovi volti? Allora, devo dire che Lucera è stato cercato e voluto da tutta la società e quando insomma ci siamo seduti e abbiamo trattato c'è stato, come dire, amore a prima vista da entrambe le parti. C'è un grande gruppo, c'è una grande voglia di arrivare il più in alto possibile, è pur vero che il campionato è lungo, siamo anche agli ottavi di Coppa, quindi abbiamo bisogno di una rosa lunga, abbiamo bisogno di avere gente di qualità e gente che possa darci una grande mano anche da subentrato o anche, perché no, da titolare quando c'è magari qualcuno che sta male. E ti devo dire che in queste ultime settimane abbiamo avuto purtroppo diversi infortuni, Beca, Owusu che manca ormai da 6 giornate, quindi è probabile che insieme al mister dobbiamo per forza di cose guardarci intorno e magari allungare così la rosa su alcuni reparti per, come dire, portare avanti il nostro progetto.